adesso ve li farò vedere. Quindi in questo video saranno presenti comunque dei visual trigger, quindi il fatto del movimento delle mani, e ci saranno anche degli sticky hands, che sostanzialmente è questo, non so se sentite, però ovviamente con in mano la pasta. Vi faccio vedere quello che ho fatto ieri. Ovviamente li ho messi tutti dentro queste bustine perché si mantengono meglio. Ah, ci saranno anche ovviamente dei crinkling sounds. Sicuramente sentirete il ticchettio dell'orologio, però sono in cucina e non posso farci nulla. Allora, questa qui si è un po' indurita. Adesso vi dirò come le ho fatte e se poi avete voglia scrivetemi qua sotto nei commenti se vi farebbe piacere sapere come le ho fatte. La prima è questa qui ed è azzurrina. Questa qui l'ho fatta con dentifricio, bicarbonato e farina ed è venuta questa pappettina qui, diciamo, ed è ieri era un po' più morbida, adesso è diventata un po' più solida, però non so, è carina, a me piace così piccina. Poi ho questo azzurrino molto pastelloso, mi piace. Ogni tanto perdono qualche pezzettino, è normale. Questa qua non è una delle mie preferite perché ho fatto di meglio, adesso poi vedrete.
secondo me è anche più triggeroso. Sì, anche questo è un po' smerda, ovviamente. E non so se riuscite a vedere, ma ci stanno dei... sembra quasi dei cristalli, sembra molto luminescenti, non so se riuscite a vederlo. Questo è un po' grumoso perché ovviamente c'è il sale. In teoria dicono che il sale bisogna frullarlo o comunque schiacciarlo con qualcosa, però frullarlo mi sembra un po' eccessivo, nel senso che tra l'altro ho sentito che ad alcuni gli si è rotto il frullatore perché hanno frullato il sale, perché poi il sale si è infilato insomma dove non si doveva infilare. Però questa mi piace tanto perché vedete, sì, è molto bella. Quello lì è più filante, questa qua invece proprio si spezza così ed è fantastica, mi piace da morire. E questa qui è la pasta di sale praticamente, se si lascia indurire fuori adesso che è estate, cioè rimane poi solida, o si può mettere anche in forno, anche le altre in realtà, perché se c'è la farina si possono mettere in forno. E con questa qua voglio provare a fare una cosa, poi voglio provare a fare una Pokéball. Sì, perché io gioco a Pokémon Go, sono uno dei tanti che gioca a Pokémon Go e quindi poi voglio provare a... Ah, ecco perché mi prude qua, perché c'è un taglietto. Ma come me lo sono fatto, scusa? C'è proprio un taglietto. Ah, ok, ho capito con cosa me lo sono fatto, niente.
fare appunto dei video buoni. Comunque col telefono adesso voglio provare poi a fare altre cose, e sperando che mi arrivi intatto e soprattutto che mi arrivi in fretta. Voglio provarlo, che tanto si appende anche da alcune parti, cioè tipo lo si può agganciare tipo a dei pali, comunque a delle cose dove si può agganciare, insomma. Quindi quello è stato il mio primo acquisto con pochi soldi che ho ricevuto dalla partner su YouTube. Vabbè, vi dico soltanto che l'ho pagato sui 3 euro, 4 euro, ecco, 3,75 euro mi pare, quindi poco, però sono contento perché vado verso cioè sto andando pian piano a migliorare il canale, quindi cioè, quello che penso io comunque è quello che mi dite anche voi, quindi mi fa molto piacere, anche perché io adesso, se vi dico dove ho appoggiato il telefono mi ridete, è sempre un do it yourself, visto che siamo in tema, e praticamente bisogna prendere un rotolo di carta igienica vuoto, fare dei tagli all'estremo e poi ci si può mettere il telefono perfettamente in dentro, solo che adesso furia di metterlo si è allargato, quindi è un po' così. Quindi magari a posto di tenerlo sul rotolo